si rinnova nella Marca la tradizione dei Panevin, i falò accesi, la sfida alla burocrazia soffocante, tutti in attesa della direzione delle scintille. Il nostro collegamento in diretta. Non accende a placarsi l'ondata di indignazione dei cittadini per i sacchetti bio a pagamento e tra la gente c'è chi lancia la proposta provocazione, usare quelli di Contarina. Grave incidente stradale stamattina a San Fior, due auto si scontrano, una delle due si ribalta, il passeggero incastrato è liberato dai vigili del fuoco, traffico in tilt. Da lunedì centinaia di studenti trevigiani che utilizzano i mezzi MON potranno usufruire del nuovo hub alla Madonnina, obiettivo è snellire il traffico in centro. A discutere il caso della 56 anni di Casale sul Sirio, diventata mamma all'ospedale di Mestre, i cittadini divisi sull'avvenimento. Il gesto di un gondoliere veneziano nei confronti di una ragazzina trevigiana disabile che si trovava in difficoltà, un passaggio gratis fino alla stazione, non mi aspettavo questo clamore, dice l'uomo. La Befana oggi è arrivata al Banco Solidale con i volontari dell'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi per donare gioie ai più piccoli con giocattoli ma anche dolciumi. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, dunque è la notte attesa dei Panevin, molti, i più importanti, vengono accesi questa sera, proprio in questi minuti. Alcuni, è un avvenimento che in questi giorni si è caricato anche delle consuete polemiche quando ci si avvicina ai falò, polemiche sull'inquinamento e le questioni delle regole ferree che hanno spento alcuni dei Panevin storici anche della Marca. Allora ci colleghiamo subito con il nostro Lucio Zanato e la nostra Nicoletta Rizzetto che si trovano a Fontanelle, dove fra pochi minuti verrà acceso il Panevin cittadino per fare un primo brevissimo flash del nostro viaggio tra i Panevin della Marca. Allora vediamo se riusciamo a collegarci con Lucio. Lucio. Sì, buonasera ai nostri telespettatori, buonasera. Borgo Solo C'è qualche problema forse di collegamento con lo Zaneto, visto anche il governatore Luca Zaia vicino a Lucio Zanato. Il governatore Luca Zaia parte ora proprio da Fontanelle per un tour tra i principali falò, i Panevin che vengono accesi in questa serata, ovviamente poi con il clou che sarà ad Arcade. Vediamo se si può ripristinare il collegamento, se no andiamo avanti e ci ricolleghiamo dopo, come peraltro avremmo fatto al momento dell'accensione. Sì, ci ricolleghiamo fra pochissimo allora con Lucio Zanato che si trova a Fontanelle e allora parliamo del caso dei sacchetti biodegradabili a pagamento, una polemica che non accenna a placarsi, e allora c'è anche chi tra i trevigiani lancia una proposta provocazione: usiamo quelli di Contarina. Si può fare? Del sacchetto a pagamento, ora c'è chi lancia una proposta. Visto che le buste che paghiamo sono biodegradabili, perché non utilizzare quelle che fornisce Contarina per l'umido? Visto che sono dello stesso materiale, prima conterranno gli alimentari, poi gli scarti relativi in una filiera che farebbe risparmiare tutti. Io non credo che ci siano controindicazioni, peraltro noi dobbiamo avvertire che i sacchetti che noi distribuiamo sono sacchetti bio, ma che non sono certificati per uso alimentare. Da Contarina sottolineano che comunque la vera soluzione è un'altra. Per esempio introducendo l'uso di sacchetti riusabili, li usano già in altri paesi, delle sacchetti che sono fatti di retine, che in maniera si vede la merce dentro e quindi si può usare anche più volte. Tornare alle borse a rete stile anni 60, quindi per un principio comunque giusto. Credo che sia un provvedimento, deriva peraltro da una direttiva comunitaria che è a favore dell'ambiente e per ridurre l'inquinamento che viene dalla plastica, quindi lo scopo è senz'altro positivo ed contribuisce a migliorare la situazione del nostro paese dal punto di vista ambientale. Quello che è mancato secondo Zanata è la condivisione della scelta con i cittadini, mentre ora la poca chiarezza potrebbe creare non pochi problemi. Il rischio è che si paghi due volte perché era già prima compreso nel costo del servizio e adesso viene evidenziato, in realtà dovrebbero ridurre un attimo il costo della merce per comprendere poi il sacchetto.
Un grave incidente stradale questa mattina intorno alle 10 a San Fior con due auto che si sono scontrate per cause ancora da chiarire. Una delle due dopo l'impatto si è ribaltata su un fianco. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare il passeggero dell'auto ribaltata, poi preso in cura dai sanitari del SUEM e trasportato al Cafoncello. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi, ma ci sono state pesanti ripercussioni sul traffico con la viabilità in tilt. A proposito di viabilità, si torna dalle vacanze, parlo degli studenti ovviamente, da lunedì e da lunedì c'è la rivoluzione per la viabilità del trasporto scolastico per tutti coloro che usufruiscono dei mezzi MOM. Perché? Perché diventa attivo il cosiddetto hub della Madonnina. Novità in arrivo per gli studenti che frequentano gli istituti superiori di Viale Europa e che utilizzano il trasporto pubblico. Con la ripresa delle lezioni, da lunedì 8 gennaio, entrerà in funzione il nuovo hub della Madonnina in zona Stiore. Le linee che provengono dalla Feltrina, dalla Castellana e dal Nuovonese si fermeranno all'hub della Madonnina. I ragazzi interessati sono circa 800-900. Là avranno delle navette che porteranno in tempi molto più rapidi agli istituti di Via Europa. Gli studenti interessati sono quelli che frequentano lo Scientifico da Vinci, gli istituti Mazzotti, Palladio e Canossiane. L'obiettivo è quello di rendere più agevoli gli spostamenti a bordo dei mezzi MOM. Un miglioramento del viaggio casa-scuola per molti studenti, abbiamo che i bus non transitano più in centro, abbiamo un risparmio di tempi, circa 20 minuti, e un inquinamento ovviamente che è inferiore perché gli autobus hanno minori percorrenze. Per la prima giornata MOM ha mobilitato dalle 6 del mattino una task force di personale aggiuntivo che sarà dislocato nei punti strategici per dare indicazioni stradali agli autisti e per fornire informazioni all'utenza. L'hub della Madonnina è solo il primo step dell'azienda per migliorare il trasporto scolastico. Per la seconda fase MOM ha già avviato contatti con Trenitalia. Reti Ferroviarie Italiane, che è la società che è proprietaria delle reti, deve darci l'ok per quanto riguarda la fermata al Santi 40. Parliamo di sicurezza sempre in centro a Treviso, perché sono state consegnate stamane al comando della Polizia Locale di Treviso le 15 body cam, le telecamere portatili che gli agenti indosseranno sulla propria uniforme durante il servizio e che diventa di fatto parte della dotazione personale di sicurezza per l'operatore. Lo avevamo annunciato qualche settimana fa. Le immagini che verranno acquisite saranno salvate direttamente presso un cloud protetto e potranno essere utilizzate come prove anche in sede di giudizio. Tutti gli agenti in turno ne avranno una e le immagini in diretta potranno in seguito essere trasmesse in tempo reale alla centrale operativa della Polizia Locale, consentendo così di poter avere informazioni in diretta sul campo operativo ed inviare in caso necessario ulteriori ausili. E a proposito di sicurezza, c'è stato un importante accordo siglato oggi in Regione tra la Regione e il Comando Generale dei Carabinieri per la ristrutturazione di alcune caserme dei Carabinieri in Veneto, tra queste la caserma di Silea. Nella calza dell'Epifania di Palazzo Balbi 1 milione di euro, questa è la cifra messa a disposizione dalla Regione, recuperati dai fondi europei, per interventi infrastrutturali di 4 caserme dell'Arma dei Carabinieri, a Ponte delle Alpi, ad Agna, Silea e a Pastrengo, accordo raggiunto oggi con la firma dello schema di protocollo che evidenzia il legame che si mantiene forte tra il Veneto e i militari dell'Arma. I Carabinieri sono in Veneto dall'Unità d'Italia, ma sono già da subito stati distribuiti capillarmente sul territorio ed hanno sviluppato, anche in ragione credo del temperamento della popolazione veneta, un rapporto particolarmente intenso. E considerato che negli ultimi anni in Veneto, al pari della media nazionale, c'è stata una leggera carenza di carabinieri e così di uomini delle altre forze dell'ordine in generale, introdotta dall'anno scorso una norma che prevede per chi si arruola di restare per non meno di 15 anni al nord. Possiamo arruolare dall'anno scorso una percentuale direttamente dai giovani, mentre tutto il resto, prima era il 100%, dalle forze armate. Per questa parte che possiamo arruolare direttamente dai giovani, noi abbiamo previsto che per un certo numero di anni siano tenuti a fare servizio esclusivamente in alcune regioni. Tra queste regioni c'è il Veneto, evidentemente. Fra poco, lo ricordo, ci collegheremo con Fontanelle per vedere l'accensione del Panevin di Fontanelle con il nostro Lucio Zanato. Parliamo adesso però di sanità.
Novità in arrivo per le cure odontoiatriche, perché a Borgo Cavalli nascerà un pool di dentisti che offriranno prestazioni a pagamento ma a prezzi competitivi. I dentisti dell'ULSS, diciamo così, e c'è una buona risposta anche da parte degli stessi dentisti, l'associazione dei dentisti. Un gruppo di dentisti, una decina di professionisti dipendenti dell'ULSS impiegati all'interno di Borgo Cavalli, non solo per estrazioni e cure odontoiatriche, ma anche e soprattutto per le prestazioni più onerose come quelle delle protesi. Questo è il progetto del direttore generale dell'azienda sanitaria trevigiana, Francesco Benazzi, con l'obiettivo di mettere a disposizione soprattutto della popolazione più debole un servizio che, seppur a pagamento, punta ad avere prezzi competitivi. Un'iniziativa che raccoglie il plauso dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, ben consapevole delle difficoltà economiche che alcuni cittadini incontrano per le cure odontoiatriche. Siamo ben consapevoli noi dentisti del fatto che una cospicua fascia della popolazione non riesce ad accedere come dovrebbe alle cure dentali, perché di fatto sono terapie costose. Alcune prestazioni, spiega il presidente Andi, richiedono investimenti importanti a monte che poi si ripercuotono sull'utente finale. Finora la struttura pubblica non è riuscita, come per altre specialità mediche, anzi si può dire tutte le altre, la possibilità di avere terapie in convenzione. Quindi questa iniziativa sicuramente trovano i dentisti sicuramente favorevoli. Ed ora il primo giorno di saldi, vediamo come è andata in centro a Treviso. Primo giorno di saldi e si vede in centro città molti coloro che passeggiano stringendo in mano la borsa con l'acquisto tanto atteso, perché tanti trevigiani, nonostante tutto, approfittano proprio degli sconti, capi d'abbigliamento e calzature, i prodotti che vanno per la maggiore. Si approfitta quindi ancora dei saldi? Sì, il primo giorno è d'obbligo, dai. Che cosa ha preso? Ho preso un vestito, ho preso un cappottino. Quindi abbigliamento? Sì, abbigliamento. Approfittate dei saldi? Perché no? Cosa si sceglie? Abbigliamento, scarpe? Di tutto, soprattutto per i bambini. Avete un budget? Sui 200-300 euro. Si è fissato un budget? No. Sì, ci sono cose convenienti. I saldi sono ancora appetibili, diciamo? Su certe cose sì, ma non più di tanto, da quel che ho potuto vedere. Ancora dobbiamo comprare. Comunque ne approfitterete? Sì, sicuramente. Che cosa? È il cappotto per la moglie. Abbigliamento e calzature, sì, quello che si rimanda fino alla fine. C'è un budget che si posta? Sui 150, penso di essere in linea con lo standard. Troppo presto naturalmente per fare bilanci, ma l'inizio fa ben sperare tra i commercianti, che però non mancano di ribadire come questo sia il periodo sbagliato per le svendite. Li stiamo usando male, io lo dico ogni anno, magari mi ripeto, secondo me fare i saldi 6 gennaio è vergognoso. Non possiamo pretendere di vendere l'inverno quando comincia l'inverno, di svendere quando comincia l'inverno. E sempre in centro, proprio oggi, pace fatta tra il comune di Treviso e i venditori delle calze della Befana, la loggia dei 300, che come abbiamo raccontato ieri nel corso dei nostri telegiornali lamentavano la concorrenza sleale che a loro dire veniva fatta dalla Pala Treviso, la tensa struttura in piazza Borsa, trasformata in una sorta di supermercato. Il vice sindaco Roberto Rigoletto ieri ha incontrato i venditori per capire quali erano le loro richieste e oggi Cassugana ha concordato di prorogare fino a domenica l'utilizzo della loggia per la vendita di caramelle e dolciumi. E ovviamente in centro a Treviso, ma ovviamente soprattutto a Casale, oggi non si parlava d'altro, la storia della mamma di 56 anni che abbiamo raccontato ieri, un caso diventato nazionale. È diventato un caso nazionale il parto a 56 anni di una trevigiana di Casale sul Sile, una vicenda che divide l'opinione pubblica. Mamma a 56 anni. Secondo me no. Perché? Troppa differenza, come gestione del bambino, per le energie che ci vogliono, la vedo un po' complicata, poi per carità. È un po' avanti con l'età. Uno non ha più la pazienza, non ha più la voglia di star dietro a un bambino a quell'età lì, più che nonna, più che mamma. Secondo lei l'età giusta per una donna per diventare mamma? Io penso dai 30 ai 37-38. Io se avessi potuto sarei diventata mamma a 25 anni, l'età giusta dai 25 ai 30. E tra le donne tante comunque solidali con la Mamma Record. Se è il miracolo, se è una cosa, non ha fatto niente di male, direi che è una cosa positiva. C'è una maggiore maturità da parte della mamma, quindi se lo gode va bene sia per il bambino che per la mamma.
Io penso che ognuno prende le sue decisioni. 56 anni sono molti per avere un figlio come prima volta, però se la signora si sente pronta, buona fortuna. Un fatto che ha stupito positivamente anche i turisti stranieri che sono venuti a conoscenza della singolare vicenda trevigiana. Mamma 56 anni. Bene o male? Bene, molto bene. La mia mamma mi ha avuto a me con 45 anni. Però 56 sono tanti. 56 sono tanti, sì. È più una nonna che una mamma, però va bene, se lei è felice. Caso diventato nazionale come quello del gondoliere veneziano che ha fatto davvero un gran gesto nei confronti di una ragazzina trevigiana. Io l'ho fatto solamente perché a me interessava non vedere più la bambina che piangeva, ma vedere un sorriso della bambina e basta. Eccolo Lino Garbisi, 44 anni, veneziano e papà di 3 bimbi, ribattezzato il gondoliere generoso. Riservato e schivo ma dal cuore di burro, scioltosi nel pomeriggio di 2 giorni fa di fronte alle lacrime disperate di una 15enne disabile trevigiana, lacerata dal dolore mentre era in gita a Venezia con la famiglia. Praticamente la mamma di questa ragazza è passata chiedendomi informazioni dove era la stazione, io stavo dando indicazione, vedevo questa bambina che piangeva ma sofferente dai dolori, ho chiesto cosa aveva, mi diceva la mamma che poverina questa ragazza era disabile e che appunto doveva arrivare alla stazione e piangeva dai dolori. Io ho preso e l'ho fatta salire nella mia gondola e l'ho portata alla stazione. Il giro in gondola gratis per strappare quella maschera di sofferenza dal viso della ragazzina, un gesto semplice di grande generosità che ha echeggiato in tutto il Veneto, al punto che giovedì prossimo il presidente di regione intende incontrarlo di persona per ringraziarlo e premiarlo. Lino da parte sua, carattere chiuso e in fondo anche un po' timido, di certo non si aspettava tanto clamore. Io l'ho fatto col cuore solamente perché ho visto appunto questa ragazza sofferente e quindi io sono un carattere che se voglio fare qualcosa non mi interessa fare pubblicità, io la faccio e basta. Adesso la pubblicità e poi a Fontanelle per il Panevin. Rieccoci in studio, telegiornale di Treviso, dunque è la notte dei fuochi, allora subito a Fontanelle con Lucio Zanato e il presidente Zaia per l'accensione del falò. Lucio. Dove? Notte anche? No. No, Borgo ma notte. No. Buonasera a tutti voi, applauso perché non riusciamo a vedere perché ovviamente sono qui a aspettare l'accensione del Panevin, sono con il presidente Luca Zaia, sono con il sindaco e sono anche con l'organizzatore di questo Panevin. Partiamo con il presidente Zaia. Con l'inquinatore, no? No, è lì. A proposito, partiamo subito dal fondo su un giorno di oggi che diceva, diciamo rispetto alle talebani di ecologia. Guarda, la miglior posta, se c'era la telecamera, invece di guardare a me, guarda gli altri, abbiamo e si vergognino quelli. Vogliono creare l'unico problema che abbiamo in Italia è il volontari che danno i soldi poi alle associazioni, quindi un applauso a loro e non una sendizione dei Panevin. Panevin tra l'altro che fanno parte della nostra tradizione addirittura prima di Cristo perché era la tradizione della luce. Sì, è una tradizione pagana e si perde nella notte dei tempi e i veneti come al solito sono sempre i primi della classe a mantenuta la tradizione. Del resto da noi si trova anche per tutto il collegamento che piuttosto che si produzione meglio che si bruci un paese. Quindi il fuoco abbiamo dimestichezza, l'abbiamo dimostrato anche con il referendum dell'autonomia, quando ci mettiamo a fare serio e i risultati poi vengono fuori. Sì, dall'anno scorso le FAIVE sono andate a seguire Pina Cagliere, abbiamo avuto un buon risultato perché è l'autonomia. Quest'anno cosa ci dobbiamo aspettare? Ma io sono già convinto che tutte verso sera poi diventa Piancagliera. È una bella serata, ringrazio fra l'altro tutte le famiglie, qui è pieno di bambini, mi spiace. Adesso li faremo vedere. Fra l'altro questo Panevin, quello di Borgo Soera, ha anche una particolarità, c'è anche il Panevin dei bimbi, lì fa tutta da bimbi delle elementari e delle anche con un'orchestrazione che nel continuo. E allora lasciamo andare il presidente Zaia che comincia a accendere sempre con il sindaco, invece diciamo per voi che tradizione è questa? Continua sicuramente e siamo convinti, lo hanno dimostrato, abbiamo il territorio che siamo veramente
di fare insieme a tutte le associazioni, soprattutto anche le varie loro che veramente hanno c'è anche aiutato e garantito la manifestazione. E cominciamo a vedere, date fuoco a quei panevini, eccoli qua con i il Borgo Terra a Fontanelle, vediamo se riusciamo ad avvicinarci magari anche un po'. Cominciamo a fuoco io a Cervillo che dice ad Arcade perché la scintilla, abbiamo visto la scintilla e vediamo se riusciamo poi a ripristinare il collegamento, la scintilla che partiva. E allora aspettiamo di vedere poi il falò nella sua interezza, ovviamente c'è qualche problema di ricezione. E allora, parlando di Panevin, stasera c'è il Panevin di Arcade, c'è un'iniziativa dei ragazzi di Arcade legata a un bando regionale proprio sul Panevin, sulle tradizioni, vediamo. Il Panevin raccontato dai ragazzi, quella tradizione che da anni e anni rende felici grandi e piccini, vista dagli occhi dei giovani. Le loro parole, i loro sentimenti, i ricordi, le emozioni. È nato così il video realizzato da un gruppo di ventenni che hanno partecipato al bando regionale Fotogrammi Veneti, i giovani raccontano. Il comune di Arcade, dove da sempre viene realizzato il Panevin fra i più grandi e più belli del Veneto, ha partecipato al bando con il titolo Insider Giovani nella Tradizione. Il video, trasmesso questa sera alle 21 nell'ex municipio, racconterà del lavoro che sta dietro a questa tradizione, degli alpini, dei volontari, ma anche della gente unita intorno al grande falò. Secondo Deborah Barro, una delle partecipanti al progetto, è stata una sfida per noi giovani, dice, capire come spiegare il Panevin di Arcade, perché è qualcosa che unisce tutti, è intergenerazionale e senza tempo. Due gli obiettivi del bando Fotogrammi Veneti, il primo di carattere formativo sugli aspetti della comunicazione multimediale, il secondo di carattere attuativo attraverso uno scambio di esperienze tra i giovani e i protagonisti della tradizione, gli alpini. E a parlare rimangono queste immagini che rendono il Panevin una delle tradizioni più amate dalla gente. Allora vediamo se possiamo ripristinare il collegamento, vedo la fiamma che arde, la fiamma del falò a Fontanelle. Lucio? La fiamma rimane lì, immortalata in un fermo immagine. Ovviamente il problema di ricezione è anche dovuto al fatto che siamo in una zona ovviamente di campi dove non c'è, di aperta campagna dove non c'è molto campo. Allora, parliamo di tradizioni, ovviamente non è solo la giornata dei Panevin tra oggi e domani, ma è anche la notte della Befana e oggi c'è stata un'anticipazione. La tradizione della Befana solidale, associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, con tanti doni per i bimbi. Allora, mettetevi in cerchio, tutti per mano, bravi, guardate bene, tutti per mano, anche quelli grandi. Come è andata? Sei contento del regalo che hai preso? Sì, un monopattino. Ma ci sai andare dopo sul monopattino? No, ma mia mamma mi insegna. Hai trovato quello che ti piaceva? Sì, sei contenta? Anche tu? Hai trovato quello che ti piaceva? Sì. Cosa hai preso? Tante cose. Quei volti stupiti di fronte alle sorprese, quegli occhi che raccontano tutto. La soddisfazione più grande sta tutta qui per Mirella Tuzzato e i volontari del Banco Solidale. Scaldarsi il cuore con la felicità dei bambini, alle prese con una Befana speciale. Un sacco di belle robe, un sacco di calze, un sacco di giocattoli, biciclette, di tutto. Va in scena la Befana organizzata dall'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi ed è solo un tassello del mosaico che viene costruito settimana dopo settimana dalla grande rete solidale. Ma è un tassello speciale perché riguarda soprattutto loro, i più piccoli, giocattoli e pure dolci, come il cioccolato donato dall'azienda padovana Venecioc. Siamo felici di essere qua. Abbiamo optato per i bambini il cioccolato bianco, il latte e il riso soffiato su base latte, spero che possa piacere. È bella o brutta la Befana?
È bella. È bella la Befana, non si aspettavano così tanti regali, la calza, i regali, la cioccolata, proprio una roba che fa piacere perché li vedi tutti contenti e sorridenti, proprio bello. Mi piace la Befana, vorrei fare tutti i giorni, tanto sono una Befana. Vediamo se riusciamo a ricollegarci con Fontanelle per vedere il falò, vedo ancora problemi nel monitor con la ricezione, ovviamente è una zona un po' difficile per la ricezione. Niente, allora andiamo avanti e parliamo dei presepi, altra tradizione, presepe questa volta che viene da Valdobbiadene, vediamo. City sidewalk, busy sidewalks, dressed in holiday style, in the air. Qui in Villa di Cedri a Valdobbiadene si può vedere un presepe di 200 metri quadri con 300 statuine che provengono dalla costiera amalfitana, come anche il professore che ha realizzato quest'opera, un'opera realizzata negli anni a mano. Qui potete vedere Piazza Marconi con l'antica fiera di San Gregorio, la manifestazione principale del nostro comune, insieme anche alla banda cittadina Sergio del Fabbro, gli alpini che sono le nostre realtà, ecco, del paese. Qui ci sono anche alle mie spalle le colline del Valdobbiadene, quindi si riprende anche la candidatura UNESCO delle colline del Conegliano Valdobbiadene di OCG. Un augurio di un buon 2018 a tutti voi, che possa essere un anno che porti salute, gioia e prosperità a voi e a tutte le vostre famiglie. Siamo in chiusura, seppure tratti siamo riusciti comunque a far vedere l'accensione del falò di Fontanella, la presenza del governatore Zaia, che poi ovviamente farà tappa anche nei vari altri appuntamenti, tra i quali quello più importante poi tra un'ora circa, anzi poco meno di un'ora, ad Arcade. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Molte nubi sulle nostre regioni con tempo localmente instabile, qualche pioggia dunque nella giornata dell'Epifania. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo sarà molto nuvoloso e in prevalenza coperto sulla nostra regione, dove non si esclude anche qualche debole piovasco, specie sul nord veneziano. In genere asciutto invece altrove. Diamo uno sguardo all'andamento delle temperature. Le massime saranno comprese tra 8 e 11 gradi, valori minimi oscillanti tra 4 e 9 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Sarà spiccatamente instabile, con cielo grigio e coperto e con precipitazioni sparse, possibili un po' ovunque, ma meno probabili sul Pordenonese. Le temperature massime saranno comprese tra 9 e 13 gradi, minime tra 7 e 11 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Molte nubi sui settori meridionali della nostra regione, anche con qualche debole pioggia associata. Meglio altrove, sia pure con qualche precipitazione nevosa. Le temperature massime saranno comprese tra 3 e 8 gradi, valori minimi tra 1 e 6 gradi circa. Il mare sarà generalmente mosso, i venti deboli sudorientali sulle zone costiere e moderati invece al largo. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.